Euroregione News. Ti vedo, ti becco, video sorvegliati speciali. Comandante della Polizia Locale del Medio Friuli, Franco Fantinato, con la videosorveglianza potete vedere tutto e tutti. A che scopo? È finalizzato per usi esclusivi di polizia. Ciò vuol dire che l'utente o il cittadino non può accedervi alle visualizzazioni delle immagini. Queste immagini possono essere visualizzate o scaricate solo a seguito di un reato, su richiesta di forze di polizia o della magistratura. C'era un finanziamento 2014 iniziale. Abbiamo fatto la sala operativa, messo giù i punti video, collegati tutte le antenne, tutto il sistema wireless di collegamento dell'impianto e tutte le telecamere fanno capo e fanno riferimento alla sala operativa di Codroipo. L'installazione dei 2 varchi, quelli sono specifici per lettura targhe, vengono messe delle telecamere appositamente studiate per fare lettura di tutte le targhe, inserite una blacklist, tutte le targhe che sono da ricercare. Questi sono 2 punti di attraversamento di accesso al nostro territorio, che sono il ponte sul Tagliamento, in pratica il ponte della Delizia, e l'altro ponte sulla ferrata, sull'SP 95 di Madrisio, il ponte del Tagliamento in comune di Varno. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.